Trieste, 1 febbraio 1858. Un bambino viene al mondo con un nome destinato a diventare leggenda, Willem Oberdonk. Ma quel nome, con il tempo, cambierà, così come cambierà la sua vita. Oggi voglio raccontarvi la storia di un uomo che scelse il martirio pur di vedere l'Italia libera. Una storia di passione, ideali e sacrificio. Questa è la vita di Guglielmo Oberdonk. Sì, proprio quell'Oberdonk che conosciamo tutti come una piazza. Guglielmo Oberdonk cresce in una Trieste ancora sotto il dominio austro-ungarico. Figlio illegittimo, prende il cognome della madre Oberdonk, ma poi decide di italianizzarlo in Oberdonk. È una scelta simbolica che racchiude il suo desiderio di identificarsi pienamente con l'Italia. Studia con determinazione, influenzato dalle idee di Mazzini e Garibaldi, e diventa una guida per gli studenti italiani di Vienna. Ma la storia lo porterà presto su un'altra strada. Nel 1878 Oberdonk viene chiamato alle armi nell'esercito austro-ungarico, proprio mentre l'impero si prepara a occupare la Bosnia. È un ordine che non può accettare. Diserta e fugge a Roma, dove si unisce ai movimenti redentisti. Qui, tra un lavoro e l'altro, continua a studiare ingegneria, ma il suo vero obiettivo è un altro: liberare Trieste dal dominio straniero. Diventa una figura di riferimento nel movimento e nel 1879 incontra il suo idolo, Giuseppe Garibaldi, che lo benedice con un bacio sulla fronte. Dopo la morte di Garibaldi, Oberdonk capisce che la lotta redentista ha bisogno di un gesto estremo. Insieme ad altri compagni organizza un attentato contro l'imperatore Francesco Giuseppe, in visita a Trieste per celebrare i 500 anni di fedeltà della città all'Austria. Ma il piano fallisce. Arrestato mentre attraversa il confine con 2 bombe all'Orsini, Oberdonk viene processato per alto tradimento e condannato a morte. È il 20 dicembre 1882. Nel cortile della caserma di Trieste, mentre il boia gli mette il cappio al collo, Oberdonk non trema. Le sue ultime parole risuonano come un grido eterno: «Viva l'Italia, viva Trieste libera, fuori lo straniero». Un attimo dopo il suo corpo smette di vivere, ma la sua leggenda ha appena iniziato a diffondersi. La sua morte infiamma gli animi degli redentisti italiani. Giosuè Carducci scrive parole di fuoco contro l'imperatore d'Austria e in tutta Italia nascono associazioni in suo nome. Trieste gli dedica un mausoleo, scuole e piazze portano il suo nome e la sua storia diventa simbolo della lotta per l'unità d'Italia. Il suo sacrificio non sarà dimenticato. Guglielmo Oberdonk non è solo un nome su una lapide, il nome di una piazza, non è solo un eco del passato. È il simbolo di chi crede negli ideali fino all'estremo sacrificio. Camminare per piazza Oberdonk a Milano o in altre città non significa solo attraversare una strada, ma percorrere un pezzo di storia, fatta di coraggio e determinazione. E questa storia, come sempre, ha molto da raccontare.